Mamma mia che buse. E allora mi trasferisco in un paesino tra Dumfries e Newton Stewart. Tutto perfetto, nel fine settimana ci sarà bel tempo. E io dovevo andare a Newton Stewart nelle piste Savage Stains, quelle da mountain bike. Quindi è perfetto che cadano nel weekend, perché così mi faccio 2 giorni di mountain bike pieni. In velocità, altrimenti mi si squaglia la roba. Ho preso ste patate inrotolate. Spero di aver risolto il problema del microfono. Una medallion stack, che è un filetto sostanzialmente, tipo le sirloin, gelato scozzese al miele, dei biscotti al cioccolato e uno yogurt stile islandese alla vaniglia. Che cadavere, che cazzo è? Ah, un cinghiale, porco cane, anche i cinghiali ci sono qua. Vabbè, dai. No, ma mi sembra un ottimo posto per fermarsi qua nel cavalcavia, veramente, c'è posto migliore non c'era, Siamo tipo a 30 km da casa. Mi permetto di chiamarla casa perché ho vissuto molto più lì negli anni in cui sono stato in Scozia che in 40 anni che sono stato nel paesino a Stretti, che è la casa delle streghe scozzesi. Ah no, era un cimitero. Guarda il paesino dove vivrò oggi. Certo che ho il lusso di poter traslocare quando cavolo si vuole, basta girare una chiave e non devi spostare neanche i mobili. Ok, qua abito qua in questo parcheggio qua. Guarda, c'è anche l'alimentari. Qui siamo a Castle Douglas. Oddio, 2 Irn-Bru nuove. Ah, le colonnine d'acqua gratuite per berti l'acqua. Metti il bicchiere. Tasi che qua esiste la rucola. Proprio schifo l'insalata. No, noi che fa schifo. Ha proprio un gusto molto particolare. Cioè nei misti c'è questa insalata che è proprio molto amara, particolare. Va bene, avevo già detto che mi è rimasta impresso perché faceva proprio da cagare. Il cuoco in Scozia mi diceva sempre di cucinarlo a fuoco basso e di girarlo una volta sola. Ma d'altronde cosa vuoi che sappia un cuoco scozzese di come si cucina il salmone scozzese? Saprà gli italiani, no? Ma l'aglio, butto non mette che ho. No, questa è una scelta mia. Va che chef che sono. Signor cos'è? Cosa che lavare? Guarda che carita, che il tipo, che forte. Io adoro ste robe qua. Tutti i rovinazzi d'epoca. Ma sei un paesino comodo. Allora, a gol secco qua da Drio. L'acqua pottabile, spar qua alle mie spalle. Così. I bagni pubblici addirittura, ma io ho il mio. E il parchetto anche. Esplora la biosfera. Dobbiamo esplorare la biosfera. So che sia questa biosfera. Pago un bel parchetto e non pago neanche tanto di affitto, tipo 0 sterline al giorno. Guarda un Scottish Terrier in Scozia. Io ad esempio nella mia stramaggine o nella mia ricerca della tipicità ho scelto oggi Castle Douglas, che è proprio un piccolo borghettino, un paesino come i nostri, il paesino di campagna, diciamo, no? E quindi cosa c'è di più tipico di questo? Il castello con l'ometto all'ingresso che ti domanda Escape a entrare. Questa roba, sa, tipo una pista di pattinaggio sul ghiaccio. Questo alle mie spalle è contrassegnato nelle mappe di Komoot come luogo delle riprese del film The Wicker Man, che è un film che è uscito nel 2026, quindi quest'anno, qualcosa di recente. Probabilmente il film questa era a casa sua, non lo so. Metti che qualcuno ha visto il film, magari può essere interessante vedere anche nel dietro le quinte com'era la storia, no? Che bel paesino che abito, c'è una pace, una tranquillità, ma non nel senso di casino, di traffico di auto, proprio come tipo di gente, se proprio vivi con una leggerezza, madonna, lasceresti anche la porta del camper aperta, veramente bellissimo. In memoria di Miss Mary Asher, che con il suo modo di vedere e cura ha tenuto questa città e i dintorni un posto per noi tutti da godere. Laundry Café? No, era un locale bellissimo, però era comunque un locale. Che cazzo di nome gli metti? Laundry Bar? E guarda che bello il municipio del mio paesino, chissà se posso entrare, ma sì, abito qua, certo che posso entrare. Che discorsi. You tell me, Giuliano Froliani? We call him Julian now. Oh. When here it was Giuliano, but it's Julian. Okay. His son is a policeman in Florence, and funnily, he's called Willie. Oh, Which is a and your name, to tell to your friend? The same, Frolani is a policeman in Florence. Yes, I know, but your name? My name Charles Park. P-E-R. Okay. P-E-R. Okay. And we called me Sparky at school. There used to be shops on every side of the street here. There was 2 full-time cobblers making shoes here.
Giuliano Frulani. But it would be pleased. If I found Giuliano Frolani, I will tell him your name. Yes, Charlie Park, because But remember that Flores is so big. Flores is like 40 times this town. it would More be than 40. a bit bigger than Glasgow even. Maybe, yeah. Ciao! A nice pub. Yeah. Yeah. Cockers, did you breed cockers? Did you breed cocker spaniels? Springers. Springers. Oh, I had a springer. It was Yeah. all springers. Yeah. And there's Manners. Good manners. manners. Yes. Oh, yes, Uh-huh. good manners. Down. But they're Ah, le buone maniere. like with the pen Giù tutto piano. Niente, bisogna proprio trovarglielo, il Giuliano Froliani all'amico Charles. Giuliano Fulani with the Italians who had the ice cream Oh, shop right, here. yeah. And Fioi, da una parte quasi dispiace, quasi è sacrilego tagliare tutti i discorsi che sono stati fatti, no? Però sai, un conto è vivere le cose, conoscere le persone, un conto è mettere in un video 6 ore di chiacchierata, cioè, è fattibile, ma neanche per me, neanche io me lo riguarderei, quindi taglio giusto quelle 2 o 3 clippette. In realtà sono stato tutta la giornata con Charles. they've moved back to Florence. So Oh, have they? you don't stay in Florence, do you? Yeah. You do? I recorded the name of your friend with the phone, so I tell him if I found his friend. There's But- an awful lot of foreign people in Gatehouse. Yeah. You couldn't name anywhere in the continent where there's not somebody from here. You've got to be very happy. Yeah. Yeah, I'm nearly 90. Are you really? Wow. Aye. You look good. I'm good. I had a stroke, Right. Okay. but I can still walk a bit. I'm always happy. You can't be unhappy. No, That's that's right. And Yeah. it's a nice place here Yes. where Lovely. I've And you come keep back to die. Right. Listen, it's okay. That's what happens. Yeah. They can't change the windows. You know, it's like conservation. Weavers, there must have been, in a lot of Scotland, there was a lot of weaving, 100. So when are you going to Newton Stewart? Tomorrow or I guess Friday afternoon. Friday? Because the weather. Aye. The kind of seas, I mean the Scottish words. Aye, Scottish words. Scottish tone, yes, Scottish They'll words. not use them much now, but we used them 100 years ago. I try to see if I remember something. No one. I don't know no one of them. You don't know anyone. No, I remember just choppy chop. My hosting say hurry up, chop chop, and the lovely jobbly. But maybe the English tongue is Yeah, not what? Scottish. In different parts of Scotland, just like in Italy, you have marble that's a rock or granite. And round about here, there's granite quarries. A good man regardeth the life of his beast. It's a biblical saying. When the big bad boys were chasing us, we could get through there when we were 3 and pull ourselves. What it means, Church of Scotland? Is it different? It's a Protestant church. Protestant church. There Okay. used to be a Catholic church here, but that's more like granite stone. There's a big quarry, Creetown, that does that granite. Oh, that's lovely here. Oh, that's the old mill. It's a mill. It's not a very long river. It just goes up there 7 miles. Maybe, I don't know, it's shut off here. It's not, we'll go down here. Maybe it's the shortest river I never seen. You told me it's 7 miles. It goes, it's a wee bit higher today because of rain, but the tide comes in and goes up half a mile up there. Tide, Yeah. twice a day. So I used to fish there. What kind of fish? Because I remember when I was with my boss and my colleague in Tinnabrights. You know Tinnabrights? Tinnabrook. Tinnabrook, okay, I remember Tinnabrights. The right name is Tinnabrook. Tinnabrook. Tinnabrook, okay. Tinnabrook. Brook. Oh, Ach,
It's like, You okay. have difficulty saying ach. Yeah, maybe. English people have done. And I remember the name of a fish that was something like mackerel. Mackerel, yes. Ah, okay, because nobody know mackerel. But you get Only you don't Scottish get mackerel. people. It's a sea fish. Yeah. Yeah, aye. But they wouldn't come here. But the kind of fish would come here are, Nobody knows mackerel. oh, I know mackerel. Yeah, Aye. I remember mackerel. Oh, aye, because it's a well-known fish, mackerel. Drove the machinery for in there, you know. And it would drive Whoa. that wheel. So big. It's like 8 meters, something like that, yeah. Ok, numero 8 dopo la birreria. Ha detto che sei ancora vivo, che passo a ritrovarlo, lui abita lì. I translate in Italian for the movie for my friends. Man, thank you very You're much. welcome. You know, your friend in Florence. Giuliani, Oh, yeah. Giuliani, Yeah. he would be delighted to see you. He studied Shakespeare and lectured in Shakespeare all his life and still doing it at 87. Vabbè dai, non potevo tagliare troppo, dai, cioè sono privilegi, questi sono veramente privilegi, cose da film, dai. Comunque dai, troviamogli Giuliano Froliani. Come up here and see, unless you want to go. But I've had enough to do. Your legs. The foot so tall, got so tall. In America, you know, Trump. I know that is crazy. It's not the best. I know. The number 8, I remember, the number 8 under the old brewery. Eight Gold Brewery. Yeah. And I'm Charles Park, P-A-R-K. See you next So, time. I hope I'm still here. Oh, don't say like that. But at 88, you can't complain. You've had a good life. It's 88. And I'm happy yet, and I'm, apart from the stroke, I'm in good health. Ok, non ho fatto i video e le foto, ma vuoi stare con Nonetto che mi ha raccontato la sua vita dalla seconda guerra mondiale ad oggi, più tutta la storia del paesino, i negozi che c'erano, tutto quanto, è stato gentilissimo. In più aveva sta fissa di salutargli questo suo amico che è a Firenze, cercherò su internet. E niente, dopo diceva sempre, se sarò ancora vivo io abito al numero 8 dietro alla birreria. Chicken dippers, che sarebbero i chicken McNuggets, e queste spezie di patate non capisco neanche dall'odore, no, sono normali, non sono speziate. Drinking a pint lager, tradotto bevendo una pinta, che sarebbe poco più di mezzo litro, di birra bionda in sostanza, e la Tennent's è una famosa birra scozzese, magari un po' commerciale, però insomma è proprio un simpatico paesino. Avrò un bel ricordo. Mi sembrava, credo di essermi fermato a parlare con 3 persone ormai, che qui il tempo veramente vada a tutt'altra velocità. Sono quei paesini, per carità, magari il Nonetto era anche in pensione, forse è lui quello che mi ha dato di più questa sensazione, quindi insomma tempo ne aveva una percezione del tempo diversa, tutto quello che vuoi, però non lo so, mi è rimasto molto molto impresso. Pensa che quel fioretto mi ha offerto tutte le cose più preziose che aveva, che erano i ricordi.